che porcheria. Mi ha mancato di parola. Fanne subito un'altra. Però che in casa non ve ne l'altra. Bisogna che ne provveda. Caro Marchese, se vi tagliate di questa, molto volentieri. Questo mio fattorico mio mi diceva, e io resterò senza. Mi aveva promesso mandarmi con l'ordinario 20 zecchini, ora arriva con la seconda stoccata e non me li ha mandati, li manderà un'altra volta, Marchese. Il punto sta che la cioccolata se ne dà. E tenete, il punto sta che sono in un grande impegno e non so come fare. Abbiamo 8 giorni più, 8 giorni meno. Ma voi che siete cavaliere sapete quello che vuol dire mantenere la parola. Sono in impegno e corpo di bacco darei la pugna in cielo. E voi cavalieri, per 8 giorni fanno un piacere. Seriamente. Non mi verrebbe di intendere di essere senza da mare. Non arrivano a 2 zecchini. Quello è un zecchino d'oro. È l'ultimo che mi rimane. Date fu quello gli altri 19 che vi darete l'oro. E io poi che avete paura, ve lo renderò. Ho una mano di premura, amico, obbligato per ora. Ci rivedremo a pranzo. Bravo, signor Marchese, voleva frecciarmi 20 zecchini, si è accontentato di uno, finalmente uno zecchino non mi prende di peso, e se non me lo rende, non mi verrà più assegnato. Sono cavaliere, sono chi sono, sì, cavaliere scrupolo. Permette, illustrissimo? Cosa volete? Ecco qui della biancheria migliore. La supplico almeno a degnarsi vedere se è il suo genio. Che roba è? Le lenzuola sono dirette. Pensa? Sì, signore, 10 paoli al braccio, lo sai. Non correva tanto. Bastava di qualcosa di meglio di quello che mi avete dato. Questa biancheria l'ho fatta per personaggi di merito, per quelli che la sanno conoscere. In verità, signore, la do per essere lei, a un altro non la darei. Per essere lei. Di solito non ti dico. Osservi il servizio di taglia. Ma queste tele di fiamma, quando si lavano perdono assai. Non c'è bisogno che le insufficiate per me. Oh, per un cavaliere della sua qualità, non guardo a queste piccole cose, di queste serviette ne ho parecchie e le servirò per vostra signoria illustrissima. Non si può negare che lei sia una donna brillante. Veramente ha una faccia burro, darà un piacere alle donne. Date la mia biancheria al mio cameriere o ponetela lì in qualche luogo, insomma non è bisogno che vi incomodiate per questo. Non mi incomodo mai quando serve un cavaliere di sia altezza. Bene, non occorre altro. Costei vorrebbe adorarmi, donne come quelle. La metterò nella prova. Ma sì, mettetela dove volete. Oh, siete duro, temo di non far niente. I gonzi sentono queste belle parole. Credo a chi le dice e casco. A pranzo che cosa comanda? Mangerò quello che mi servirà. Vorrei sapere il suo genio, se gli piacesse una cosa più di un'altra,
prima donna che io sento parlare così. Le dirò, signore, noi altro cantiere vediamo e sentiamo delle cose assai, e in verità compatisco quegli uomini che hanno paura del vostro sesso. Grazie. Con permissione di vostra signoria istruttrice. Avete premuto di partire? Come una? Vorrei essere importante. Vede, signore, così non con gli altri. Mi trattengo loro qualche momento, sono piuttosto allegra, dicono delle barzellette per divertirli ed essi subito credono, se la mi intende, e mi fanno i mascamorti. Ed essi si innamorano. Ma guardi che debolezza, innamorarsi subito di una donna. Una donna. Questo non l'ho mai detto. Questo è vero pensare degli uomini, signor cavaliere, mi porca la mano. Perché non ti porta la mano? Si vede? Cos'è? Questa è la prima volta che ho l'onore di tenere per la mano un uomo che pensa veramente da uomo. Basta così, Vede, se avessi preso per mano uno di quei due cavalieri squagliati, avrebbe tosto creduto che io spasinassi per lui, sarebbe caduto in deliquio. Darei loro una semplice libertà per tutto l'oro del mondo. Dove posso servirla? Mi comandi con autorità e avrò per lei quell'attenzione che non ho mai avuto per alcun altro al mondo. Quale motivo? Tanta parzialità per me. Ma perché, signore, oltre il suo merito, oltre la sua posizione, sono almeno sicura che con lei posso trattare con libertà. Cos'è questa vagante che nutre? Si sa che ho esagerato, non posso O se avete da badare alle cose vostre non restate per me. Sì, signore, vado ad attendere le mie faccende di casa. Questi sono i miei amori, i miei passatempi. Se comanderà qualche cosa, le manderò i conigli. Bene, ma se vedrete anche voi qualche volta, sì, vi vedrò con piacere. Volentieri. Veramente io non vado mai nelle camere dei forestieri, ma da lei ci verrò qualche volta. Perché da me sì. Perché, illustrissimo signore, ella mi piace? Assaissimo? Ti piaccio io. Mi piace, perché non è di quelli che corrono dietro le donne, perché non è di quelli che si innamorano, mi caschi il naso se innanzi domani è un innamoro. Ah, sono io che può. Donne alla larga. Pazzi. Pazzi. Quelli che si innamorano. Pazzi. Ce l'avremo visto. E non vi ricordate finché non vi rapprei. 1, 2 e 3. Voilà! Paris, London, Paris. Avete mai veduto un fazzolezzo compagno? Mai. E non ne vedrete più. Questo hotel di Londra, e tutta Londra ve n'erano 2 soldati